Buonasera. Siamo al Palaverta, palazzetto dello sport di Montegrotto Terme, ai piedi dei Colli Euganei. Montegrotto insieme ad Abano è uno dei bacini termali più grandi d'Europa. È molto bello, si differenzia da tutti gli altri perché è immerso nel verde. Gli hotel sono super ospitali, il cibo è fantastico e noi questa sera siamo qui per una partita nazionale artisti contro vecchie, tra virgolette, perché giocano ancora glorie del Triveneto. L'incasso sarà devoluto a Teleton, con cui abbiamo già collaborato in passato. Noi crediamo molto in questa cosa, lo slogan nostro è che con pochissimo si può fare molto. Si è svolta giovedì 27 settembre nella splendida cornice del Palaberta di Montegrotto Terme in provincia di Padova l'attesa sfida tra la nazionale basket artisti, capitanata dal cabarettista e musicista Stefano Nosei, e le Old Stars Veneto Basket, selezione di vecchie glorie che hanno militato in squadre venete. L'incasso della serata è stato devoluto a Teleton per continuare a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche. Nelle parole del vicepresidente nazionale di Teleton, Omero Toso, la soddisfazione per l'evento Euganeo. Io sono orgoglioso di essere qui per due motivi. Uno, perché sono padovano e sono rientrato dopo 40 anni in sede 4 anni fa. E secondo, perché questa bella serata di solidarietà è giocata qui a Montegrotto, in Veneto, dove la ricerca per le malattie genetiche e la distrofia muscolare è molto sviluppata. Questa serata meravigliosa di solidarietà serve per far conoscere Teleton in Veneto e per sostenere la ricerca e per vedere di trovare la soluzione e la cura per tanti ammalati che fino ad oggi, fino all'evento di Teleton, erano nella massima solitudine perché nessuno si interessava delle malattie genetiche. Ora con Teleton questo c'è. Le malattie genetiche sconosciute sono 8.000, colpiscono il 5% della popolazione italiana, un breve e rapido calcolo sono quasi 3 milioni di italiani colpiti dalle malattie rare. Quindi se insieme ci diamo una mano e questa sera, questo meraviglioso connubio fra solidarietà e sport, perché lo sport mai abbandona e lascia la solidarietà, è un'ulteriore dimostrazione di unità in un momento in cui l'Italia ha bisogno di questo. Siamo oltremodo onorati di ospitare nel nostro territorio, che è il più grande polo termale europeo, questo incontro sportivo. È stata organizzata dal coordinatore provinciale di Padova, il signor Marchi Rolando, e dall'ATEB, Associazione Euganea Terme e Benessere. È presente anche come associazione sportiva dilettanti l'associazione sportiva Top Thermal. Una serata di festa che ha visto protagonisti anche i bambini del mini basket. I campioncini padovani, accompagnati dal presidente Roberto Dalla Bona, hanno avuto la possibilità di giocare assieme a famosi personaggi dello spettacolo e nomi storici del basket, provando emozioni uniche. L'iniziativa ha visto la partecipazione unita ed entusiasta del pubblico e di diverse autorità del territorio euganeo, tra le quali il sindaco di Abano Terme Luca Claudio e l'assessore agli eventi e sport del comune di Teolo Nicola Ghiotto, segno di una sempre più attenta sensibilità ai temi della solidarietà. Ringraziamo Teleton nella persona del vicepresidente nazionale dottor Omero Toso, ringraziamo anche il coordinatore provinciale signor Orlando Marchi e tutti coloro i quali si sono adoperati per la riuscita della nostra manifestazione. Ma soprattutto ringraziamo la nazionale artisti di basket che, come vedete, si stanno cimentando dietro di me in questo importante evento. È un evento di solidarietà, noi come amministrazione lo sosteniamo e lo sosterremo sempre. Speriamo anche di vedere questi nostri importanti artisti nella nostra città per fruire del nostro territorio, delle nostre terme e del nostro wellness.